Oggi voi del Team Conegliano Volley avete voluto fare una donazione speciale all'azienda ULS 2, ci può spiegare di che cosa si tratta? Ma era un'idea maturata in società al momento in cui si presentava l'occasione di dare quel presente natalizio, quel regalino natalizio che noi facciamo a tutte le nostre atlete. Ci siamo un po' confrontati in società, abbiamo deciso che forse, vista l'annata e vista la possibilità che abbiamo di vedere quotidianamente lavorare il team dell'ASL per il centro tamponi che lavora in Zoppa Sarena, abbiamo deciso che rinunciamo, spiegheremo questo sul biglietto delle nostre atlete, rinunciamo a fare quel presente alle nostre atlete e quella piccolo, perché è solo un segno, quel piccolo presente natalizio andremo invece a omaggiare il personale del centro tamponi. È abbastanza nota la positività del nostro presidente, che ha avuto anche un decorso della malattia abbastanza importante, è stato un ricovero abbastanza lungo. Vediamo quelle persone quotidianamente lavorare dalle 7 del mattino fino alle 7-8 della sera senza interruzioni, con giornate di sole magari, ma anche in alcune giornate dove fa freddo, c'è pioggia, e hanno una dedizione e un'attenzione alle persone che si presentano a fare il tampone che è incredibile. L'attività a noi non ha comportato nessun tipo di fastidio, credo che ci abbia solo reso coscienti di quanto ci siano delle persone che stanno dedicando il loro tempo e stanno rischiando la loro salute per gli altri. L'augurio è che si mantengano in salute per loro e perché servono chiaramente a tutti quanti noi. L'augurio è che possano veramente passare delle feste felici, tranquille, serene, in salute tutti quanti, e l'augurio che estendiamo un po' anche a tutti quanti.